È il tuo fidanzato? No. Ti piace? Molto. Ti metti con me? Un'altra volta. Vabbè, non fa C'è niente. speranza, dai. Lascia un pelo di ricordo. Non lo vuoi però di ricordo. Che schifo però. Poi dicono la polo è pieno di pelo. Facciamo entrare Miss Bidda! Eccola qua. Vieni. Ah? Buonasera. Ti piace Miss Bidda? Lui è Lollo? Ciao. Buonasera. Ne vuoi? Cosa c'è sulla fascia? Ha vinto la Miss Bidda? Gomma a piuma. Vai lì a venire Non a la posso papà. tentare. Ma, Mi cioè, ti posso dire da vedere dal maggio tutto Ci ve- dico com'è. Non ho capito niente. neanche io, ma tanto è... Come stai? Cioè, Massi, sto troppo bene, sono troppo contenta, sto scuotendo un sacco di Stai successo. riscuotendo. La gente mi fermano per la strada. E cosa ti dicono? Che sono molto più bella in persona piuttosto che in televisione. Evidentemente che non sono telegenica. No, telegenica, che l'igenica? E su Facebook. Va. C'è là che mi scrivono di tutto, lo vuoi sapere? Dai. E dove ce l'hai? Nell'armadio? Cioè? Oh, è di chiuso. Ascolta, Miss Bidda, ma tua madre quante patate ha mangiato per fare una gnocca come te? Un poeta questo, ricerca complimenti. col complimento. No. Poi, Miss Bidda, sono un ragazzo romantico. La vuoi passare una serata poetica con me? Le precauzioni le porto io. Ma cosa avrà voluto dire? Lascia perdere, dai, vai. No, perché se sono cose sconce ce lo scappo a casino. No, parlare così che tu sei una miss. Non so se tu sei una ragazza affine, Scraffelli di Soriga. Poi, Miss Bidda, sei il mio sogno esotico, mi fa impazzire. Poi ancora, Miss Bidda, sei una bomba, anzi due. Stava facendo illusioni. No. Comunque non grattarti l'orecchio che pare se... E quest'ultimo, Miss Bidda, ti inseguo sempre. Ti inseguo. Gli devo 100 euro. Vabbè, Ancora chiedendo, anzi, ascolta, gli volevo lanciare un monitor. Un monitor. Marcello, ascolta, te li torno questi soldi. Appena mi pagano per la sfilata te li torno, tranquillo. Vabbè, ok. Ho pulito una sfilata, una Come hai passerella. fatto non hai fatto tu la sfilata? Dove pensavo che via sta... No, sono serata Aspetta di che prima Claudio, categoria. sali Claudio, aspetta che c'ha il gobbo, vedi che sei incasinato, vai. Questo incasino. Vai Claudio, sali. Aspetta che Ok, intanto perfetto. me ne Perfetto. sistemano. Ancora poco. Ecco. Oh. Ecco, stavo dicendo che scusate, glieli torno i soldi. Facciamo un applauso a vai, Claudia che è dietro il tranquillo. ogni tanto si incasina col gobbo. C'era. Parlami, mi stai dicendo di questo... Comunque, sono Questo seracca monitor. di prima categoria. Perché gli ho detto a questo qua che i soldi glieli do. Ciao. Ascolta, io sono fidanzata, tranne il venerdì e il sabato che mi sbagasso. Oggi è venerdì. Ma la smetti di dire queste cose, Anche io. Allora, partiamo dalla... tu sei una cantante, stai facendo la cantante, poi siamo un balla intro e cantiamo questa cosa, ci canti oggi? Allora, vi canto una canzone solo seria di quelli che hanno problemi con i giochi, capito? Tipo il bingo. Allora, prometto che a me mi piace pure giocare a bingo. Premesso. Vabbè, la stessa cosa. Però ci si rovina, capito? Quindi a giocare Certo, con giocare moderatezza. con, certo. Ok? Oh, giusto. Allora, Ghiani, la sera... Canta! Dammi il microfono, brutta zega. Dammi. Mi spinta, prego. Vado. Gli errori ne hai fatti, ma questo è grave, sai. Ormai sei dentro i guai, hai giocato ed hai perso. Tanti stipendi ormai nel bingo che tu sai. Ci vai di nascosto, ma sei proprio pazza. Entri che alba ed esci che sera. E già sei poco tonta, stai dando i numeri, ha preso i numeri. È una vita distorta e non è logica e non è comoda. La testa che hai, ma tanto non vincerai. E già sei poco tonta, non ti perdere, impara anche a dire di no. Ciao, c'è la stessa doppia. Grande momento musicale. Alleluia, 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 alleluia. Oggi, com'è stato? Buonasera, buonasera. Sangui da mangiare tu, da pappugotta e a cotte tu.
Che Sanguida schidonata. Non dica cose di cui si potrebbe pentire, padre. Ci mancherebbe. Com'è stato? Bene? Tutto bene. Si avvertono i signori fedeli che da questa settimana i matrimoni si fanno solo giovedì. Come solo giovedì? Eh? Come solo giovedì? Come solo giovedì? Perché siccome ti fa pagare l'ICI, disposizione del Vaticano. Ecco, Stiamo riducendo con le messe individuali una. Cioè, voi una messa candele, che, luci... no, tutta la settimana. Tutti i Concentrate i matrimoni. Tutti i matrimoni una settimana, così risparmiamo luci, candele, incenso. Beh, ma non è giusto, il matrimonio deve essere un momento intimo. Ma poi ti fa pagare sì, c'è giusta segresia. Vabbè, ma cosa c'è? No, piano, poco. L'altro giorno abbiamo fatto un matrimonio. C'erano 3 sposi e 3 spose. Si funti in casino, hanno sposato uno all'altro. Ma lo vede che succede questi problemi? Adesso l'ho detto. La messa è finita, andate in pace alla sacra rotta. Arrangiare. Certo. Adesso prendete il canto a pagina 22. Non c'è libretto. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Glu. No, Don Gigi. Don Gigi, ma non è un canto di chiesa questo. Di chiesa? Anche lei scommetto che ha visto Sanremo? No, ho visto solo la predica di Don Adriano. Ma Celentano non è prete. Non è un prete, come non è prete? Non ancora. Ma siete davanti a Monsignore. Stiamo pensando di invitarlo l'anno prossimo per la festa patronale per predicare. Per la predica? Sì, sa quanto prende? Non so, lì a Sanremo ha preso 350.000 euro. 350.000 euro ha preso. A Sanremo, per una A me l'anno scorso ho fatto la predica, ma 50 euro siamo rungi. E lei ce l'ha una lettura, sì? Don Gigi, che dall'agenda di Don Gigi. Ecco qua. Quarta stazione, Suelli. Ah, sì. Mosè. Per favore, un momento. Mosè sale sul treno. Insieme a lui c'è un montone di gente. Il bigliettaio lo ferma e gli chiede: quelli chi sono? Chi sono? E Mosè disse: loro sono il popolo ebreo entrato col faraone. E il bigliettaio gli guardò e chiede: ma quanti sono? 1000? Sì, e Dio so Garibaldi, rispose Mosè. Il bigliettaio lo guardò perplesso e poi chiese: ma andate a Marsala? No, andiamo a Vermouth, facciamo 3 al litro, rispose Mosè. Ma mi ha preso... Ma mi ha preso per un cretino, fece quello. Nuovo bigliettaio, allora sicuro Mosè. Il bigliettaio allora chiese a Mosè dove dovevano andare. Mosè disse: andiamo nel deserto di Sinai. Del Sinai. E dove si trova? Chiese incuriosito il bigliettaio. Tra Settimo e Mare Caladone, fece Mosè. Dopo essersi fermati ad Olianova, arrivarono davanti al Mar Rosso e il treno si fermò. Allora Mosè disse: non preoccupatevi, ci ven su Deo, aprirò le acque e noi passeremo. Scese, batte 2 volte il bastone nella pietra e comparve un coniglio bianco. Un coniglio? Continuò a battere e apparvero 2 colombe, un mazzo di fiori e mazzi di carte. Dal treno qualcuno orlò: aio Silvan, ti muovisi! Allora Mosè chiamò a Banoa, chiusero l'acqua, il treno passò, il popolo ebreo fu salvo, l'Italia fu unita e tutti vissero felici e contenti. È parola di Don Gigi! Alleluia, 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 alleluia.